Il futuro delle case di riposo bassanesi in bilico fra Villa Serena e il Piano Mar. Residenti di via Bonaguro inviperiti e intrappolati dal traffico dal parcheggio selvaggio. E nel brollo di Palazzo Bonaguro, vetri, pattume abbandonato, degrado. A Borso del Grappa la corsa a 2 è vinta da Fiorella Ravagnolo, battuta Lisa Celotto. Valbrenta, Fidenzio Grego a Cismone, già da Polato eletti prosindaci a Campolongo. Malore improvviso per Mariano Alberton mentre taglia l'erba, inutili soccorsi. Alberi e rami pericolanti dopo l'ennesima ondata di maltempo, chiusi 2 parchi a Marostica. Sport, amicizia e divertimento hanno contrassegnato le gare di ciclismo a Tezze sul Brenta. La Giustinense rifila 3 gol a Real Terme e vola in prima categoria, campane a festa in paese. Buonasera e benvenuti al TG Bassano. Apriamo questa edizione con il tema delle case di riposo, il cui futuro oscilla come un pendolo fra Villa Serena e il Piano Mar, il progetto del Piano Mar, che per alcuni sarebbe definitivamente cambiato e basato quindi su edilizia residenziale, per altri invece sarebbe pronto a tornare sotto forma ancora una volta di case di riposo. Vediamo cosa sta succedendo. Il futuro delle case di riposo bassanesi oscilla come il pendolo di un gigantesco orologio che sta dicendo a tutti che il tempo stringe. Da una parte c'è Villa Serena con la nuova gestione dell'ISAC e una struttura da sistemare con tempi e modi tutti da stabilire. Dall'altra c'è il Piano Mar che per alcuni sarebbe già stato virato nel progetto dei privati in un pacchetto destinato all'edilizia residenziale e commerciale, ma che per qualche ben informato sarebbe invece ancora basato sull'assistenza alla terza età. Dal palazzo non esce uno spiffero da settimane ormai, però le trattative fra l'amministrazione di Nicola Finco e Numeria, controparte privata del Piano Mar, sarebbero ormai allo stadio avanzato. Lo stesso assessore all'urbanistica Andrea Zonta ha confermato che è in arrivo una proposta, se non definitiva, ma almeno definita, per risolvere una volta per tutte il pasticcio del PPE denominato Area Parolini. Qui si apre però un vaso di Pandora, perché per alcuni, come dicevamo, il privato avrebbe nel cassetto un progetto completamente nuovo di edilizia residenziale e commerciale, mentre per qualcun altro il vecchio pallino delle case di riposo non sarebbe mai stato cestinato. Che qualcosa si stia muovendo è confermato nella più classica delle prove del 9 dal fatto che una decina di giorni fa il sindaco Nicola Finco ha incontrato il nuovo consiglio di amministrazione dell'ISAC di Bassano. Sul piatto pare sia stata messa la gestione di Villa Serena per qualche decennio, con la proposta di una ristrutturazione dello stabile e delle sue funzioni in grado di accontentare la richiesta di posti letto per anziani. Il punto di caduta dovrebbe essere quello di una gestione di mezzo secolo, forse qualcosa di più, ma resta lo snodo cruciale degli investimenti per la sistemazione della casa di riposo, con un costo a posto letto che dovrebbe prevedere un sostanzioso investimento. Insomma, la partita è iniziata ed è probabile che il fischio finale arrivi proprio nell'anno in corso, però il tempo passa e il pendolo prima o poi dovrà pure fermarsi. Stiamo in centro dove ci arriva una segnalazione da un gruppo di residenti di una via che si dicono letteralmente ostaggio del traffico selvaggio. In via Bonaguro i residenti non ne possono più dei parcheggi abusivi, nonostante qui loro abbiano il diritto esclusivo di lasciare la macchina. È una via adiacente al centro storico, quindi molto comoda per arrivare dentro la zona centrale di Bassano. Signora Michela, cosa succede? Succede che tutti i giorni di mercato, soprattutto giovedì mattina, sabato mattina, i venerdì sera, i sabati sera, ma ormai non ci sono più giorni, e domenica pomeriggio, qui diventa un parcheggio spietato e mettono le macchine sotto le finestre al punto che non puoi neanche aprire i balconi davanti alle porte, e soprattutto al sabato sera e venerdì sera parcheggiano le macchine da circa le 10 in poi, e qui è tutto pieno, ritornano 3:30, 4 di mattina, e accendono la radio dell'auto, gridano, bevono, chiacchierano, ne fanno di tutti i colori e fanno anche i loro bisogni in qualunque
qualunque angolo della via. L'unico accesso a via Bonaguro da via del Cristo è riservato solo ai residenti e agli autorizzati. L'illuminazione pubblica si spegne alle 2 e le telecamere ancora non sono arrivate. Sono cadute nel vuoto anche le tante richieste fatte al comune, come quella di avere un pass da esporre sulla propria vettura. Ci avevano promesso che i vigili sarebbero venuti spesso, non li abbiamo mai visti e quando li chiamo non vengono mai. Non hanno tempo, sono fuori, hanno la pattuglia in centro e anche alle 11 di sera io mi sono trovata con la macchina in mezzo alla strada. Anche i mezzi di soccorso hanno spesso difficoltà ad entrare e l'insofferenza nei confronti del sindaco sta crescendo. L'ultima volta ne ho chiesto se via Bonaguro è una via di Bassano del Grappa e se noi siamo cittadini di serie B perché siamo nelle case popolari. Il comune, sto governo, non dico altro, che provveda a fare qualcosa, non si abbandoni, si ricordano che anche loro diventeranno vecchi e anziani. Come sempre porteremo all'attenzione di chi di dovere, poi vedremo che cosa succederà. E un'altra segnalazione arriva stavolta da Brolo di Palazzo Bonaguro. Il verde è tanto e accogliente davanti a Palazzo Bonaguro, con le panchine che concedono un po' di sosta. Oltre al verde c'è però anche tanto degrado. La prima segnalazione arriva da una nostra telespettatrice che documenta l'abbandono di 5 bottiglie di birra. Poche ore dopo i vuoti non ci sono più, ma resta il disordine di altro pattume non rimosso. E basta fare pochi passi per trovare sempre nei pressi delle panchine del vialetto centrale mozziconi di sigarette e pacchetti vuoti, vetri rotti, tappi a corona, segno di un'evidente incuria di un luogo pubblico che dovrebbe essere tenuto pulito prima di tutto dai comportamenti dei suoi fruitori. Proprio verso Palazzo Bonaguro si trova un'altra situazione indecorosa, con altre bottiglie lattine lasciate sotto la seduta, quasi che si tentasse ingenuamente di nasconderle. Eppure uno dei 4 cestini presenti nel parco è proprio lì, a pochi passi. Sarebbe bastato veramente poco per compiere un gesto, gettare i rifiuti nel contenitore, che dovrebbe essere il più normale in un contesto di convivenza civile, che evidentemente qualcuno non sa nemmeno dove sia di casa. Nel Brolo c'eravamo già stati qualche mese fa, la situazione era uguale e anche in precedenza, vuol dire che insomma qualcosa dovrà pur cambiare prima o poi, ma anche voi potete segnalare degrado, pattume abbandonato, sporcizia con un messaggio WhatsApp con foto e video possibilmente orizzontali al 340 321 8379, una mail a bassano@medianordest.it. Cambiamo argomento, passiamo alla cronaca elettorale perché a Borso del Grappa la vittoria delle elezioni amministrative è andata a Fiorella Ravagnolo della lista civica Borso con Fiorella col 54,3% delle preferenze. Sconfitta Lisa Celotto, sostenuta da Lega, Fratelli d'Italia e Civici per Borso. Il comune più occidentale della provincia di Treviso era commissariato dallo scorso novembre in seguito alle dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali che erano stati eletti a giugno 2022. Ravagnolo è già stata vice sindaco dal 2017 al 2021, aveva dato le dimissioni pochi mesi prima della scadenza del mandato. Naturalmente nei prossimi giorni andremo a intervistarla, a sentire quali sono i punti più importanti del suo mandato e se è stato eletto il sindaco di Borso sono stati eletti i prosindaci della Val Brenta. Dal 2019 le comunità di Cismon del Grappa, Campolongo sul Brenta, Val Stagna e San Nazario sono unite nel comune di Val Brenta. Per statuto ogni municipalità elegge un prosindaco e 2 consiglieri chiamati a dialogare e collaborare con la giunta comunale per l'amministrazione del territorio. Il comune racchiude in sé questo comune denominatore, questa volontà di stare insieme, ma senza dimenticare quello che è stato il nostro passato, e questa era un po' la finalità dell'istituzione dei prosindaci e soprattutto dei consigli municipali, anche per dar voce a queste comunità. Il ruolo dei prosindaci è tutt'altro che formale. È un compito a mio avviso importante, che è anche significativo. Sostanzialmente hanno diritto di partecipare alle giunte con diritto di parola, hanno diritto di partecipare ai consigli comunali con diritto di parola su tutte quelle questioni che vertono sulla loro comunità. Quindi è un ruolo che, se esercitato con attenzione e utilizzando tutti gli strumenti che dà lo Statuto, può dar voce significativa a queste comunità anche all'interno degli organi che amministrano il comune di Val Brenta. A Cismon con 130 voti ha vinto la lista di Fidenzio Grego.
Le priorità a portare all'attenzione della Giunta sono quelle che avevo lasciato circa un anno fa, vale a dire il posizionamento delle strade a Cisbon, l'attenzione soprattutto verso le persone che sono in difficoltà. Sono piccole cose che i cittadini cismonesi mi chiedono. Campolongo sarà rappresentata da Giada Polato. Innanzitutto volevo ringraziare i cittadini di Campolongo sul Brenta per la fiducia che ci hanno dato e a breve organizzeremo un incontro dove cominceremo a raccogliere le richieste e le proposte che necessitano di essere presentate in Consiglio. Il quorum del 30% non è stato raggiunto a San Nazario e Valstagna, che saranno rappresentate dal consigliere più votato nelle amministrative dell'anno scorso. Passiamo alla cronaca con un malore fatale per un 70enne di Pieve del Grappa. Stava tagliando l'erba con un decespugliatore su un pendio vicino alla propria abitazione nella zona di Valle San Liberale quando ha avuto un arresto cardiaco che gli è stato fatale. Mariano Alberton, 70enne di Pieve del Grappa, è stato trovato verso le 14 dalla moglie che lo aspettava per pranzo. Sono state purtroppo inutili le manovre di rianimazione effettuate dalla stessa donna nonostante la pendenza del posto. Al loro arrivo il medico e gli infermieri di Pedemontana Emergenza hanno solo potuto constatare il decesso dell'uomo. La salma, con l'aiuto del medico appartenente al soccorso alpino, è stata issata su una barella e calata per una ventina di metri prima di essere accompagnata e ricomposta alla vicina abitazione e in seguito all'obitorio di Castelfranco Veneto. Mariano Alberton era noto soprattutto per la sua attività di insegnante nell'Asolano. E a Marostica sono stati chiusi 2 parchi nelle vicinanze di via Panica perché il maltempo dei giorni scorsi ha causato il distacco di alcuni rami e di una situazione di pericolo per eventuali passanti. Quindi l'amministrazione di Matteo Mozzo ha pensato di chiudere l'accesso a entrambe le aree verdi in attesa di verifiche che verranno condotte nelle prossime ore, già da domani, per poi andare a sistemare le alberature e fare in modo che non ci sia più pericolo per nessuno. Naturalmente vi terremo aggiornati. Cambiamo decisamente argomento, saliamo in altopiano dove l'arrivo di tappa del Giro d'Italia ha portato il cosiddetto pubblico delle grandi occasioni. È stata una straordinaria esperienza che ha dato una grandissima visibilità al nostro territorio e che ha visto il coinvolgimento di tante persone, perché questa volta il Giro d'Italia ha toccato larga parte del nostro altopiano, passando da Enego, Foggia, Gaglio fino ad arrivare ad Asiago. Il Giro d'Italia ha riportato ancora una volta il pubblico delle grandi occasioni in altopiano, in un finale di tappa che si è trasformato in una vetrina mondiale per i 7 comuni. Per Asiago e per tutto il territorio, però, questo non è un punto di arrivo, ma un vero e proprio trampolino. Questo ci dà la possibilità di pensare ancora di allestire degli eventi in grande stile, perché il nostro territorio è pronto ad accoglierli. Su questo c'è stato un grandissimo lavoro dei volontari, penso agli alpini, a tutti quelli che hanno ruotato attorno al mondo del volontariato per poter supportare questa iniziativa di così grande pregio, le forze dell'ordine, i nostri vigili, il nostro ufficio tecnico, tutti coloro che si sono prodigati per poter rendere Asiago così bella ed accogliente. A maggio il movimento in altopiano non è ancora entrato nel vivo di solito e aver portato il giro in zona ha contribuito a far registrare un pianone degno di altri periodi turistici molto più importanti. Per il sindaco di Asiago questa è la descrizione della destagionalizzazione turistica. Questo evento si è inserito nelle nostre politiche di destagionalizzazione perché solitamente il mese di maggio è un mese morto e questo evento ci ha portato una grande affluenza. Le immagini e la risonanza del passaggio della carovana in rosa in altopiano hanno confermato la vocazione di questa montagna al turismo sulle 2 ruote. Tante persone che noi abbiamo incontrato e che io ho avuto modo di conoscere hanno manifestato l'intendimento di tornare ad Asiago durante il periodo estivo, perché non c'è più grande vetrina del Giro d'Italia per poter dimostrare le grandi potenzialità del nostro territorio in chiave anche di ciclopedonalità. Noi abbiamo oltre 500 km di strade sterrate, piste ciclabili che oggi più che mai possono essere conosciute anche grazie all'utilizzo dell'e-bike, cioè la bicicletta elettrica. Tanti ciclisti anche a Tezze. Ed è il numero 92.
a guidare la testa della corsa. Nemmeno qualche scroscio di pioggia ha fermato la passione di 120 baby ciclisti che hanno partecipato con entusiasmo al 24esimo Gran Premio Autocarrozzeria Angela, che ha portato al Parco dell'Amicizia di Tezze sul Brenta quasi 500 persone. Le sfide a colpi di pedale sui prati e sullo sterrato si sono snodate su un percorso di circa 600 metri nel contesto naturale a pochi passi dal fiume. Per gli organizzatori, CONI, Federazione Ciclistica, ASD Bici Sport e Comune, è stata una grande soddisfazione. 23 anni che si ripete questa manifestazione, è bellissimo vedere tutti questi ragazzi impegnati nello sport, lo sport uguale salute, quindi orgoglioso di questi miei concittadini e non solo, perché gli atleti arrivano anche dai comuni limitrofi. A sostenere lo svolgimento della manifestazione sono stati Protezione Civile, alpini, fanti, donatori, genitori e amatori della bici, in un pomeriggio all'insegna dell'amicizia e del divertimento. E a Marostica è tornata la festa della ciliegia. La festa della ciliegia di Marostica celebra 81 edizioni con una produzione d'eccellenza in grado di annullare perfino le bizze del tempo, che nel saliscendi della colonnina di Mercurio e con le precipitazioni ormai altissime anche a maggio avrebbe tutte le carte in regola per azzerare le ciliegie marosticesi. Invece la ciliegia c'è, e c'è pure la festa con il suo indotto fondamentale per il commercio. Anche quest'anno i nostri produttori hanno saputo fare il miracolo e nonostante un tempo inclemente, soprattutto nella prima parte della settimana, devo dire che sono riusciti a portare un prodotto di una qualità veramente altissima. Un evento che parla di territorio, ma va ben oltre la pedemontana. La ciliegia di Marostica e le bellezze cittadine raccolgono consensi da lontano e la festa diventa occasione turistica di grande rilievo per tutta la zona. Questa è una valorizzazione importante sia per la nostra città ma anche per la Regina Rossa, quindi per la ciliegia. È importante la festa di Marostica proprio perché ci sono turisti che vengono da fuori e aspettano la mostra mercato delle ciliegie, della ciliegia di Marostica IGP. Quindi è sempre un momento fondamentale per la nostra città. Ladri di rame in azione nel cimitero di Limena, bloccate 2 persone dai carabinieri. Staccate alcune grondaie, così come le coperture di cappelline private, tutte in rame, metallo prezioso e facilmente rivendibile al mercato nero. Nel mirino dei ladri 2 persone è finito questa volta il cimitero di Limena, che dopo alcuni lavori di messa in sicurezza riaprirà martedì. Nel frattempo l'intervento dei carabinieri chiamati da un cittadino ha permesso di bloccare la banda in flagranza di reato, come racconta il sindaco di Limena Stefano Tonazzo. Questa notte per motivi suoi familiari era fuori, ha sentito dei rumori anomali ed ha avuto un grande senso civico perché ha chiamato i carabinieri. In caserma sono stati portati 2 giovani, un 28enne di origine romena in Italia senza fissa dimora e un minorenne. Entrambi sono stati sorpresi a staccare le grondaie con un leverino in metallo, un piede di porco e delle tronchesi. Per il 28enne scattato l'arresto, il minorenne è stato denunciato. Immediato il lavoro degli operai del comune che hanno messo in sicurezza il Camposanto. Alcune grondaie sono state assolutamente danneggiate, quindi dovranno essere sostituite. Però nel frattempo mettiamo in sicurezza perché l'utenza possa ritornare a dare un saluto ai propri cari che sono purtroppo allocati in cimitero. Controlli dei carabinieri di Cittadella lungo gli argini del Brenta, spiagge, aree di sosta e di ritrovo nella zona boschiva lungo la pista ciclabile Padova-Bassano del Grappa. Un servizio di prevenzione straordinario che si è intensificato nella fascia oraria pomeridiana e serale. Oltre alle pattuglie di Cittadella sono intervenuti anche il nucleo cinofili di Torreglia, sono state identificate 20 persone, controllati 10 veicoli. Cambiamo ancora argomento, passiamo allo sport. Per l'Alta Padovana un paese intero in festa. Dopo il secondo posto in campionato, la Giustinense di Santa Giustina in Colle vince per 3-1 lo spareggio contro il Real Terme, giocato in trasferta a Battaglia Terme, garantendosi così la qualificazione in prima categoria dopo 18 anni. Partita in salita dopo 20 minuti per la squadra ospite, che prima dell'intervallo ribalta il risultato con la doppietta di Nicola Lucon. Il terzo gol di Beluri nella ripresa sancisce la promozione dei biancorossi. Dopo i festeggiamenti in campo e sugli spalti, la festa si riversa in paese, coronata dalle campane suonate a festa.
Grande felicità in casa giustinense per il traguardo raggiunto, nelle parole del vicepresidente. Siamo qua dopo una bellissima partita che dopo 90 minuti ci ha portato dopo 18 anni in prima categoria. Volevo ringraziare il nostro mister che ha fatto un campionato strepitoso, il vice allenatore Claudio che ha sempre dato una carica a tutti i nostri giocatori e il merito, un grande merito bisogna dargli a Roberto che dopo tante sofferenze finalmente vede la sua amata Giustinense in prima categoria. Forza Giustinense! Bravo! Bravo! Dopo di noi alle 21:15 in una puntata molto interessante di Focus, il nostro direttore Luigi Bacciagli avrà come ospiti Guido Bertolazzi, Laura Besio, Anna Maria Bigon, Luigi Calesso, Annalisa Nalin, Tommaso Razzolini, Paola Roma, Antonella Tocchetto e Marco Varvello. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi ringraziamo per essere stati con noi, vi auguriamo una buona serata e come sempre vi lasciamo al meteo.